Ferrara, finita la partita, si dice che il volto rispecchia la vittoria. La vittoria non serve a niente, ormai siamo già retrocessi, questo qua non serve i punti né a noi né a loro. Ormai, diciamo così, il sipario è calato? Sì, sì, è calato già, non è neanche stato aperto. Tifosi contenti? Sì, a un certo punto, per la Manzanese sì, che io sono un manzanese, sono contento. Partita da pari, però in 10 andiamo Insomma, bene. come diceva Lidl, non importa quanti si gioca ma chi gioca. Sì, è il solito. Manzanese salverà che è grande. Sì, sicuro? Sì, Sei sicuro? sì, 100%. Pareil alla prima, come neutro. Perché però un tempo mi è Conta anche quello che va in casa. d'accordo. Sconfitta pesante questa alla fine. È una sconfitta pesante, tutto sommato, il calcio ci sta. Sì, è andata male per la Virtus, però comunque quello che conta è che il terzo tempo funziona ancora. Ma sicuramente questa è una cosa importante, che finita la partita comunque vada, si possa avere un buon bicchiere di vino dei nostri colli orientali. Posso dire solo una cosa, che è stata una bellissima partita, combattuta. Forse io ho detto prima che hanno rubato qualcosa a quegli amici di Manzano, invece gli amici di Manzano hanno detto che noi abbiamo regalato, concordo con loro che abbiamo regalato più di qualcosa. Soprattutto loro abbiamo regalato un uomo in più. Un uomo in più, sì, bravo, non solo l'uomo in più. Siete stati, diciamo così, capaci di sfruttare la superiorità numerica. Diciamo che abbiamo giocato bene, abbiamo giocato una squadra quadrata, ha giocato bene, però non abbiamo concretizzato, questo ci è mancato. E nel calcio questo conta. Purtroppo sì, perché poi sono i 3 punti quelli che contano. Complimenti alla Manzanese. Siete liberi, insomma, una sconfitta amara alla fine. Sì, diciamo sì, anche perché secondo me è anche pesante sulla classifica. Non siamo stati capaci di concluderla, loro sono stati bravissimi a approfittare di mesurioni, bravi loro e anche in 10, quindi merito a loro. Infatti ho sottolineato in fase di commento anche la teoria di Lidl, no? Che diceva non importa quanti giocano ma chi gioca. Esatto, non riesco a capire delle prestazioni veramente ottime a delle prestazioni meno così, abbiamo questi cali, non riusciamo a capire questo tipo di fenomeno. Squadra giovane sì, però non è questa secondo me la colpa. Bravi loro comunque perché loro hanno approfittato della situazione, un po' lì noi. In settimana si riprende, no? Sì, tranquilli, noi abbiamo un obiettivo, quindi dobbiamo salvarci e avanti. Domenica è un'altra partita e dobbiamo andare a fare il risultato al 13°. Chissà che non ci scappano i 3. Ti dirò, noi in trasferta facciamo più punti che noi in casa, siamo allergici un po' in casa. Comunque dai, va avanti e di nuovo complimenti alla Manzanese.